la lira viene data per una corona. Si lamentarono molto i nuovi padroni di aver trovato freddezza e poco entusiasmo nella popolazione, ma è compatibile. Tutte le famiglie del Friuli Redento hanno figli, padri o parenti che combattono in Austria e perciò non possono fare dimostrazione di gioia. Con tutto questo però si comporta molto bene. Maggio 1915, martedì. Aiello oggi incominciò ad ornarsi del tricolore. Non è casa che non lo abbia, o per forza o per amor, se no non sbrusi la casa. Così era detto dal popolo. In chiesa si continua a celebrare la messa a porte chiuse e le campane non possono più suonare. Dopo mezzodì, gran fracasso di carri d'ogni specie. A notte il paese è al buio perché l'autorità militare interrompe la corrente elettrica. 26 maggio 1915, mercoledì. Questa mano i carabinieri arrestarono Giuseppe Ponton, l'ex segretario comunale, e Massimiliano Ponton, e furono subito internati. Si racconta che quando questi passarono per Palmanova, la popolazione li insultò tremendamente. Quando videro il decano di Visco, Don Mesro Giustulin, assieme ad altri, tutti ammanettati, tutta Palmanova si riversò sulle piazze. Chi ebbe la peggio fu il decano. Fu deriso, insultato, gli sputarono in viso, gli scagliarono addosso limoni fradici e perfino signorine lo bastonarono con l'ombrellino. Questo sentì per bocca di una signorina che essa stessa fece questo e che raccontava con vanto. Poi con la canna, col cappello a cilindro usato dai sacerdoti austriaci, giocavano di football. Infatti doveva parere di assistere ad una festa di negri africani. Fu commerciante, proseguì infatti l'attività paterna nella gestione di un negozio di manifatture che ritroviamo aperto già nel 1885 in piazza San Giovanni, situato alle mie spalle. E giovedì 27 maggio Guido racconta: oggi, come da 2 giorni, sono occupato a vendere bandiere tricolori. Dapprima si smerciò 2 pezze di spinato verde. Terminato questo, vendemmo tutti i satin e le mezze lane verdi. Così Aiello, tanto giallo e nero, si ornò del bel tricolore. Oggi i soldati erano intenti a cancellare le scritture austriache sullo stendardo, dedicato alla commemorazione del 50° anniversario di trono dell'imperatore Francesco Giuseppe. A mezzodì internarono il povero parroco Don Giuseppe Calligaris. Il signor Onesto De Nipoti ed il conte Varmo vennero condotti incatenati a Palmanova. In quando si vedono passare carri e carrozze con borghesi scortati dalla forza pubblica. Vengono internati. Per ordine dei carabinieri questa sera dovette chiudersi l'albergo alla campana. Non si conosce il motivo. 29 maggio 1915, sabato. Sullo stendardo aiellese i soldati incisero queste parole: a Vittorio Emanuele III, Aiello Redenta, 24 maggio 1915. 3 giugno 1915, giovedì, Corpus Domini.
senza processione, senza alberi né fiori, senza veterani austriaci, senza banda che ad ogni Vangelo suonava l'inno imperiale, mentre i veterani dalle patrie battaglie stavano in atto di preghiera e senza un suono di campane. Ordine superiore, che alle ore 9 di notte tutte le imposte devono chiudersi e non lasciar passare traccia di luce, così Aiello resta completamente al buio. Si vocifera che per precauzione contro gli aeroplani i campanili della chiesa parrocchiale e frati dovranno essere abbattuti, così i velivoli non potranno orientarsi. Molte famiglie che abitano sotto detti campanili si allarmarono. 6 giugno 1915, domenica. Ieri internarono Jacum Ponton e Primo Tosorat, oggi Luis Moro. Pur Jacum, tamben che oreva l'Italia che non la lascià la in gita scolastica Sofia Vignesia, perché il suo desiderio essere stati là in qualche altra città, più bella, dall'Austria, e come si internato. Giugno 1915, mercoledì. Mi portai nel vigneto a vedere la strage ove era accampata la cavalleria. Tutto è devastato, viti rosicchiate, asportati pali e filo di ferro. Qua e là i soldati si fecero delle capanne con gli alberi fruttiferi e gelsi. Dopo mezzodì tutto tace. 18 giugno 1915, venerdì. Oggi morì Nena Ponton, la donna più austriaca di Aiello, vittima della guerra, da che sono stati internati i suoi figli. Non stette più bene. 24 giugno 1915, martedì. Siamo al primo mese di dominazione italiana. Le bandiere tricolori, tutte sbiadite dalle intemperie, sventolano ancora. Si dovrebbe levarle perché così ridotte non fanno più figura, ma nessuno vuole essere il primo. Intanto, un po' alla volta, la popolazione si abitua al nuovo regime. Meno le bave, che dietro la porta di casa brontolano. La corona un po' alla volta va scomparendo e viene sostituita dalle lire, che tutti si abituarono molto presto. 28 giugno, lunedì. Pioggia dirotta tutta la mattina, in quando il cannone si fa sentire. Ieri sera requisirono 100 pale e picconi per fare certi lavori. Un bando militare ordina di uccidere tutti i piccioni domestici. Il papà è dispiacente dover privarsi della bella razza di colombi giapponesi. – 5 luglio, lunedì. Molta sensazione destò l'internamento della contessina Marianna Strassoldo di Ioannitz, che venne scortata da carabinieri a Cervignano. Da mezzodì alle ore 3 passano continuamente cannoni e munizioni provenienti da Crauglio e diretti per via Moravizza alle Basse. Ah, Torning in Daur,
pensa qualche austriaca donna, col sorriso sulle labbra. Prest, tornin in estris, dice qualche altra. 18 luglio 1915, domenica. Dopo mezzodì andai a Palmanova. Qui si scatenò un gran temporale con forte acquazzone. Giunto a casa intesi dire che domani sarà internata niente meno che la famiglia Ottaviano Micheli. Ieri internarono la suocera del sindaco Lazzari, una oriunda tedesca, a Campolongo. Poi internarono la famiglia di Goffredo Degnard, lui facente funzione di sindaco. 23 luglio 1915, venerdì. Alle ore 4 pomeridiane, la piazza della chiesa e vie adiacenti incominciano ad affollarsi di gente e di soldati. Si apprende che presto arriveranno molti prigionieri austriaci per essere accampati in una campagna fuori del paese. Dapprima si vide venire dalla parte di Crauglio un drappello di cavalleria, seguito poi da molti carri, con su ufficiali e cadetti austriaci prigionieri, scortati da cavalleggeri ciclisti e da cavallo. Gli ufficiali prigionieri erano chi mesto, chi stupito riguardava attorno con sguardo torvo. Altri cadetti poi erano contenti e sorridenti. Qualcuno aveva la faccia di molto aver lottato. La minoranza avevano le divise in disordine e fra queste spiccava poi la maggioranza delle monture grigio-argento in buono stato e di taglio elegante. Gli ufficiali furono accantonati nella fabbrica di tessuti. Più tardi si vide venire pure dalla parte di Crauglio il primo migliaio di soldati prigionieri. Precedeva una squadriglia di lancieri Genova. Poi scortati da questi marciavano per 4 questi disgraziati o fortunati, come si vuole chiamarli. Si vedeva l'impronta della lunga lotta. Quanti di questi avranno fatte le campagne di Galizia e Serbia prima di combattere contro l'Italia? Erano tutti sporchi di terra rossa del Carso, molto malandati, con le facce abbronzate, passavano silenziosi guardando stupiti di qua e di là. «30 luglio, venerdì. Notte molto burrascosa, il rombo del cannone si fece sentire incessantemente e durò tutta la mattina. Senza nessuna cerimonia, oggi prese possesso il nuovo parroco in sostituzione di quello internato. 18 agosto, mercoledì. Oggi si trascorse la mattina a tagliare 3.000 cravatte per il 19° Reggimento Fanteria, qui a riposo. Occorsero 15 pezze di 40 metri, tagliati in pezzi da 20 centimetri. Poi furono occupate una ventina di ragazze per la piegatura. 21 agosto, sabato. Dalla ex dogana austriaca fino oltre quella italiana si lavora alacremente a costruire lazzaretti
In quelle baracche già pronte alloggiano dei colerosi. Questa notte, più è movimento in paese perché il 19° Fanteria finì la quarantena. Ieri notte condurono in un lazzaretto come sospetto di colera Angeline Plet. Oggi si racconta che, poveretto, è morto. Ottobre 1915, sabato, mentre il cannone verso le ore 9 riprendeva il suo ululato, nasceva Pierina, la nostra graziosa bambina. Pioveva a dirotto e io dovetti andare in bicicletta in cerca del dottor Nadalini a Crauglio e San Vito, perché urgeva averlo. Udivo strava facendo un nutrito fuoco di fucileria ed un infuriare d'artiglieria. Ritornai poi tutto infangato dopo aver trovato il dottore. «8 novembre 1915, lunedì, notte tranquilla. Anche oggi fu una giornata di molto movimento. Passò anche artiglieria di ritorno dal fronte verso le ore 11. Passano stanchi e sfiniti, curvi sotto lo zaino. Poveri soldati di fanteria, come erano malmessi, tutti rossi di terra del Carso. Si vedeva qualche rado ufficiale. Chissà quanti avranno fatto una misera fine sul San Michele. Poco dopo passarono sotto buona scorta dei prigionieri italiani, poveretti, che non fecero il proprio dovere verso la patria, qualcuno perché ferito solo, altri perché si ribellarono. Vengono deferiti al tribunale di guerra, che li condannerà poi o alla pena di morte oppure all'ergastolo. 11 novembre 1915, giovedì. San Martino, natalizio del Re. Per questa occasione il sindaco Lazzari fece affiggere un manifesto dedicato ai cittadini aiellesi, facendovi vedere il significato dell'odierna festa pressappoco con questi termini. Per la prima volta Aiello, ritornata alla gran madre patria, festeggia oggi per la prima volta il genetriaco di Sua Maestà il Re. Perciò invita la popolazione ad assistere al solenne Te Deum in chiesa, certo che l'alto patriottismo della popolazione non mancherà di assecondarlo, anche con esporre il bel tricolore. Chiudo col grido che finalmente dopo tanti anni taciuto a Vittorio Emanuele III evviva! Alla mattina su tutte le case spiccavano i tricolori italici. Facevano bella mostra di sé la casa Camillo Veniere Calvisi.
Alle ore 9 le autorità civili e militari assistevano alla messa, di pubblico molto poco.